Il 1° gennaio piombarono in un appartamento di San Donà e aggredirono, rapinandoli, una coppia di colombiani e una ragazza del posto. Un blitz in piena regola. Armati di macete e una pistola hanno tenuto sotto tiro i malcapitati e se ne sono andati con alcune centinaia di euro e i cellulari delle vittime. Stando alle prime informazioni, il comando diceva di avanzare 10.000 euro, probabilmente un vecchio debito con il proprietario della casa. I ragazzi aggrediti, ospitati da qualche giorno in quell'appartamento, hanno detto infatti di non aver mai visto i due aggressori. Sono giovani di Santo Domingo, sono stati arrestati dai carabinieri. Un terzo complice risulta ancora ricercato. Sì, chiaramente era forte il pericolo di fuga e chiaramente senza fissa dimora. Ecco perché ne è derivato un fermo di indiziato di delitto da parte del sostituto procuratore. Il terzo è in via di identificazione, abbiamo un buon identikit e temiamo possa essere già all'estero. I militari hanno ritrovato le armi, nascoste in una lavatrice. Il coltello e il macete erano ancora sporchi di sangue, probabilmente quello di uno dei giovani aggrediti. Uno dei due dominicani aveva prenotato una camera in un B&B sul Terraglio, struttura completamente abusiva. Per l'attività ci siamo avvalsi anche nella fase finale della collaborazione della locale polizia municipale, che è molto disponibile, è intervenuta con noi nella notte, procedendo all'accesso in quello che poi è risultato essere un B&B abusivo, sia dal punto di vista edilizio, commerciale che amministrativo, quindi verranno adottati dei provvedimenti di chiusura immediata.